Ciao ragazzi, oggi mi trovo nella Valle del Mis dove c'è anche l'omonimo lago e sto facendo il percorso natura, che è un percorso ad anello che parte dal chiosco all'inizio del lago e si completa in 2 orette e offre panorami significativi anche se è molto semplice. Quello lì per esempio che si vede tra i rami è il Monte Pizzocco dove sono salito lo scorso anno e si svolge qui in mezzo al bosco e poi si attraversa qualche torrente e insomma scopriamolo insieme. Diciamo che il guado lo si fa rigorosamente a piedi scalzi. A circa metà dell'escursione si trova questo bellissimo torrente, non so se mi sentite, è un piacere veramente sostare qua tra le sue acque gelate. Poi si continua l'anello in mezzo al bosco e si torna al punto di partenza. Guardate che vista con il torrente e il Monte Pizzocco che domina tutta la valle, è veramente uno spettacolo. Una volta guardato il torrente si ritorna nel bosco e poi si passerà intanto questo ponticello è nuovo, si passerà una specie di fiordo del laghetto e poi si torna vicino al punto di partenza. Allora abbiamo concluso l'anello, come dicevo è molto semplice, adatto anche a chi è poco allenato, finisce lì dopo il ponte, poco dopo del punto di partenza. Ora vi lascio con qualche immagine registrata stamattina dei cadini e della cascata della Soffia che si trovano dall'altra parte del lago. Le abbiamo registrate stamattina presto perché non c'era gente, di solito sono piene dopo una certa ora. E quindi noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto, ciao!